Signore, guardi, andiamo a scaglioni. Entra nel vivo l'ordinanza anticontagio coronavirus messa a punto dal governo, che prevede gli ingressi scaglionati per evitare gli assembramenti negli uffici pubblici, come qui nella sede centrale delle Poste Italiane a Treviso, dove fuori della porta, per maggiori chiarimenti, è stato appeso un avviso alla clientela. Alcuni lo leggono, altri non se ne accorgono, la porta comunque è chiusa. A dare le spiegazioni è un impiegato delle Poste Italiane che coordina le entrate e raccomanda a tutti, una volta entrati, di mantenere la distanza di almeno 1 metro dalle altre persone. E quella che abbiamo suggerito, anche nel rispetto delle indicazioni che sono arrivate sia a livello ministeriale che a livello locale dalle istituzioni, che è quello di non assemblarsi e di rimanere comunque a una distanza di sicurezza di almeno 1,5 metri. Quindi il motivo per cui abbiamo messo questi avvisi fuori dagli uffici postali era per disciplinare un pochettino gli accessi, però devo essere sincero, la cittadinanza ha collaborato. Nell'ufficio il continuo andirivieni di persone è incessante, soprattutto di anziani arrivati per ritirare la pensione. Con queste misure di sicurezza si tutelano i cittadini e il personale al lavoro, ci dicono in molti. Tante persone le accettano di buon grado, altri non ne capiscono il senso. Credo che sì, siano iniziative giuste e finché non ci sarà la completa, estinzione del virus, è meglio comportarsi così e adeguarsi alle nuove norme. Sa lei di questa cosa? C'è una gran confusione, non si capisce niente, questi contingentamenti da una parte e dall'altra, negozi, posta, banche, ma non lo so perché, sto panico. Secondo i dati più aggiornati dell'INPS, 1/3 dei pensionati ritira la propria mensilità alle poste, il restante ha un conto corrente bancario. Sono i pensionati con la minima quelli che più di tutti gli altri si recano agli sportelli per ritirare direttamente la propria pensione. Poste Italiane vuole allora dare un consiglio a questi pensionati per evitare di recarsi negli uffici. A supporto di questo tipo di attività, l'azienda ha inviato anche a tutti i nostri clienti che hanno l'accredito della pensione o dello stipendio sul conto, sul libretto postale e sulla PostePay anche un SMS invitandoli eventualmente ad acquisire le somme con l'utilizzo dei nostri ATM che sono disponibili su tutto il territorio. Questa salvaguardia un pochettino dalla salute di tutti i nostri clienti, che è una delle cose a cui teniamo maggiormente.